sin dalla formazione, sin dall'inizio della nascita dell'Orchestra Popolare Italiana, abbiamo realizzato una serie di iniziative per valorizzare quella che era la più antica e originale festa popolare romana, la cosiddetta Ottobrada romana. Era la festa in cui si aprivano le botti di vino, era la festa del vino novello, la festa in cui anche durante il periodo del regno dei papi si lasciava al popolo la possibilità di anche trasgredire, di fare delle attività legate alla, per esempio, alla danza, alla festa di per sé, con un occhio così di riguardo. Quindi insomma è una festa veramente popolare che si svolgeva in vari luoghi della città. Questa festa con continuità si è un po' persa, anche a partire dal fascismo, che invece celebrò altri modelli di romanità, e poi bene o male Roma è cambiata, la città è cambiata, non c'erano più quelle condizioni di un tempo, non c'erano più le osterie fuori porta, non c'erano più i produttori di vino con i carrettieri che portavano queste botti nelle osterie, quindi è rimasta più una cosa parziale, più ridotta ad una dimensione, chiamiamola così, in alcuni casi di piccoli centri di quartiere. Noi invece abbiamo voluto riprendere questa antica usanza, questa tradizione, prendendo, come facciamo sempre, l'aspetto più interessante della festa popolare, cioè l'idea di stare insieme con un tema, un motivo comune, che in questo caso il motivo comune è dettato dall'interesse per la cultura popolare romana e in particolare per quello che noi definiamo la campagna romana, perché Roma era ed è ancora la più grande capitale europea con una fortissima presenza di terreno agricolo. A Roma c'è ancora il segno di una campagna. Noi stessi qui stiamo in auditorium, ma questo era un luogo che fino a quando non è stata fatta la ristrutturazione, la bonifica, c'erano terreni agricoli. Quindi insomma, parliamo di una fortissima presenza di civiltà e cultura contadina. In tutti questi anni, oramai siamo alla 7ª edizione, abbiamo sempre dedicato l'interesse per l'Ottobrada ad alcuni motivi specifici, che so, può essere il saltarello, che è la forma della danza tipica della cultura romana, come l'anno scorso invece abbiamo fatto un lavoro specifico sul più grande poeta romanesco che è Gioacchino Belli. Quest'anno invece il tema l'abbiamo incentrato su Pasolini. Pasolini non è romano, però Pasolini ha vissuto a Roma e a Roma ha cercato quella popolarità, quel mondo rurale da cui lui proveniva, dalla sua cultura legata profondamente alla civiltà contadina friulana, quella cultura del popolo che poi è diventata l'asse fondamentale del suo interesse poetico. Voglio ricordare che già nel 1955 Pasolini pubblicò questa antologia, si chiama Canzoniere Italiano, un'antologia di tutte poesie e canti popolari, che ancora oggi rappresenta un elemento imprescindibile, un dato fondamentale per chi voglia occuparsi di canti popolari. L'occasione poi quest'anno è stata data anche dal fatto che si celebrano i 50 anni di Vangelo secondo Matteo, una delle opere più belle del cinema di Pasolini, ma direi anche una delle opere più belle legate a questo tema della riproposizione di motivi evangelici nel cinema. Cos'è Vangelo secondo Matteo dal nostro punto di vista? È l'opera più importante di promozione, diciamo così, della cultura popolare come valore simbolico di emancipazione, perché protagonisti di Vangelo secondo Matteo sono tutti
gli abitanti della Basilicata, in particolare gli abitanti di Matera, che fu girato in vari punti della Basilicata e non solo, ma insomma poi in particolare a Matera. I protagonisti di questo film, dalle comparse diciamo, agli ambienti, tutti riconducono ad un mondo antico, rurale, che simbolicamente era l'antica Palestina nella rappresentazione di Pasolini, però fondamentalmente è il popolo che partecipa al dramma della morte di Gesù Cristo. Mi sembrava un'idea importante perché quell'umanità, quella che esce fuori da quelle facce, da quei modi di rappresentazione, oggi più che mai per noi che ci occupiamo di valorizzazione del patrimonio della cultura popolare, rappresentano dei segni indelebili. E devo dire che poi in questo contesto questa valorizzazione di Pasolini è anche stata un po' profetica, perché ragionare su Vangelo secondo Matteo a Matera e poi conoscere che Matera diventa capitale della cultura europea, chiaramente questo qui diventa un valore aggiunto. Ecco perché poi abbiamo voluto preparare uno spettacolo che, partendo da Roma, la Roma popolare, la Roma della campagna, arriva in Basilicata, in particolare a Matera, chiamando anche in questo spettacolo degli ospiti, in primo luogo degli ospiti che appartengono alla cultura romana, da Giorgio Onorato, che è il più anziano cantante romano, ma non solo, penso sia oggi il più anziano cantante italiano, perché ha più di 87 anni, il quale propone in questo spettacolo due esempi straordinari di canto romanesco, che sono Nina Segue Dormite e il Barcarola romano, con insieme a Giorgio una cantante e attrice molto brava che è Aisha Cerami, che eseguirà due canti legati alla tradizione, da un lato dei canti di Carcerato e dall'altro a un canto dedicato al repertorio appunto sempre romano. E poi, per quanto concerne la tradizione della Basilicata, abbiamo chiamato un mio caro amico Antonio Infantino, a cui io sono profondamente legato, oltre che da stima, proprio da un affetto che è da tanto tempo consolidato, perché insomma Antonio è stato l'ideatore della Taranta. Tutti noi che poi abbiamo operato su questi ritmi siamo a lui debitori, perché lui, quando inventò i tarantolati di Tricarico, in qualche modo ha anticipato un po' tutti negli anni 70, e tutte le sue diciamo sortite un po' così dadaiste, futuriste, se possiamo usare questo termine, sono state una sorta di spartiacque, anche una sorta di, diciamo, viatico per altri tipi di progetti. E insieme ad Antonio Infantino ho chiamato questa cantante molto brava, Caterina Pontrandolfo, che è anche un'attrice, a cui le ho affidato l'esecuzione di alcuni canti antichi della tradizione popolare, in particolare alcuni canti legati al lavoro, come i canti per la mietitura di Grassano, un canto per le raccolte delle olive di Ferrandina e una ninna nanna di Pisticci. Tutto questo in un grande contenitore, che è questo del nostro festival, che poi c'ha anche come ospiti alcuni gruppi che vengono dalla Basilicata, in particolare i Totarella e i Lucania, che sono dei giovani gruppi che portano qui a Roma la vitalità di questa musica. E poi nello spazio Auditorio Marte una bellissima mostra fatta insieme con l'APT della Basilicata e con Lucania Film Commission sulle immagini di scena di Vangelo secondo Matteo. Tutto questo poi si chiude il 2 mattina con questo concerto che facciamo all'Idroscalo di Ostia, nel luogo dove Pasolini è stato ammazzato tra il 1° e il 2 di novembre di 39 anni fa, nel 1975, nell'idea
che questo cerchio, questo momento di attenzione, di riflessione su questo grande personaggio a cui noi che ci occupiamo di cultura popolare siamo profondamente debitori, tutto questo possa servire in qualche modo a recuperare un rapporto più, ecco, più armonico con la storia, considerando che, come nel caso di Pasolini, la personalità complessa, articolata, anche contraddittoria di questo grande poeta, oggi più che mai è qualcosa di cui noi sentiamo la necessità, noi sentiamo il bisogno di avere ancora il suo monito di attenzione verso il mondo, verso una civiltà, soprattutto oggi che siamo stati completamente distrutti dalla bassezza della qualità della cultura cosiddetta che ci circonda. Ecco, un monito come quello della poesia di Pasolini è più che mai un segno di aiuto, ci continua a sostenere, perché le sue parole, quando lui dice io sono una forza del passato, concretizzano tutta la nostra volontà di continuare a essere passato e futuro.